Temi avanzati per il recupero dei rifiuti è un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che è stato promosso dalla rete innovativa Veneto Green Cluster e è stato cofinanziato dalla Regione del Veneto nell'ambito del programma operativo regionale 2014-2020 denominato POR-FESR. Questa iniziativa è di fatto la prima iniziativa condotta da Veneto Green Cluster, una rete innovativa regionale che sostiene e promuove tutte le attività di ricerca e sviluppo inerenti al tema dell'economia circolare o della bioeconomia circolare. Specificatamente il progetto SAR ha voluto sviluppare una serie di attività anche costitutive e fondative della rete stessa e necessaria poi per sviluppare nel tempo tutta una serie di progettualità che avessero appunto un forte denominatore comune, una forte caratterizzazione, in modo tale da patrimonializzare tutti i possibili risultati che i futuri progetti potrebbero e sicuramente determineranno nel tempo. In particolare SAR quindi individua una prima attività di ricerca che è proprio finalizzata a sviluppare una infrastruttura tecnologica, poi visibile in particolare a un pubblico generico attraverso un sito web che è di fatto un portale di servizio che permette di accompagnare gli utenti di questo portale a una serie di valutazioni di opportunità nell'investimento in progetti appunto di ricerca e sviluppo sempre nell'ambito della economia circolare. Contestualmente il progetto SAR ci ha permesso di realizzare dei progetti specifici dimostratori sulla possibilità effettivamente di valorizzare degli scarti, dei rifiuti di produzione industriale per ottenere quindi nuovi prodotti, nuova materia prima, energia da fonti evidentemente rinnovabili e quindi dare valore al cosiddetto rifiuto o scarto. Questi sottoprogetti sono 5, riguardano settori merceologici molto diversi e questo volutamente, tant'è vero che le imprese coinvolte nel progetto SAR sono ben 18, da grandi imprese a microimprese, ben 6 sono i dipartimenti universitari di 3 atenei veneti che hanno affiancato appunto i ricercatori delle imprese nello sviluppo di queste progettualità, che in sequenza hanno riguardato la valorizzazione delle scorie bianche di acciaieria, hanno riguardato la valorizzazione di FORSU, quindi la frazione organica del rifiuto urbano, attraverso l'utilizzo di un sistema integrato per la produzione di biogas e biomasse algali, un progetto di recupero del cartongesso e ottimizzazione e funzionalizzazione del cartongesso riciclato, il recupero di plastiche eterogenee nell'utilizzo in asfalti, quindi modificati, e infine la valorizzazione di molecole bioattive estratte da scarti da frutta. Quindi 5 sottoprogetti estremamente diversi, tutti accomunati dal denominatore comune che appunto abbiamo detto essere la valorizzazione dei rifiuti.